Eccolo il prosecco della discordia, quello che, secondo più di qualche laico che ha frequentato le parti concesse del monastero di San Giacomo di Veglia, sarebbe la causa della clamorosa scissione tra le monache. Lei che le ha conosciute bene, ma questa idea di apertura con la produzione del prosecco, l'apertura di questo monastero di clausura, forse qualcuno non l'avrà vista molto bene. Secondo me questo è uno dei motivi, anch'io mi sono sorpreso perché veramente una volta non entrava nessuno, io sono entrato qualche volta appunto per dare un aiuto, per cercare, per dare un po' di collaborazione sotto questo aspetto qua, però quando ho visto questa evoluzione dico ma sta cambiando il mondo. Mario Braido è stato per decenni uno dei fiduciari delle religiose, imparando a conoscerne in parte le dinamiche interne. E quell'idea di far entrare la quotidianità al di là degli spazi concessi nei secoli sarebbe stata subito osteggiata dalle suore più anziane che avrebbero portato le loro istanze in Vaticano fin quasi al Soglio di Pietro. Dentro quelle mura, con la nomina di Madre Aline, abbadessa del monastero, si sarebbero contrapposte due visioni. Da una parte quella moderna, più aperta, che non disdegnava anche obiettivi economici, vedendo nel prosecco un modo per pagare bollette ma anche oltre 20.000 euro di restauro della chiesa interna. Dall'altra invece la conservazione della clausura e dell'allontanamento dalla vita quotidiana per dedicarsi completamente alla riflessione e alla preghiera. In mezzo anche una caduta verticale della presenza di fedeli alle funzioni rispetto a Suor Maria Rosaria, la badessa che resse il monastero fino al 2021, anno della sua scomparsa, e che nel 1985 accolse un Papa Wojtyła impressionato da quanto raccontavano di lei e della sua fede i porporati in Vaticano. A quel tempo sicuramente c'era veramente un grosso movimento e ripeto perché loro concedevano tanto aiuto a chi aveva veramente bisogno e di conseguenza loro curavano anche sotto questo aspetto. Adesso ultimamente io purtroppo sono da diversi anni che il mio lavoro era a San Vendemiano e sono mancato e mi sembrava fosse stata una piccola flessione, ma purtroppo il sistema di vita è anche questo. Segno dei tempi o visioni differenti su monachesimo e clausura. Fatto sta che cittadini e fedeli sono i primi a risentire di questa spaccatura. Ho solo dispiacere e preghiamo che tutto si risolva. Il monastero di San Giacomo è un monastero che dal mio punto di vista è sempre stato integrato in quella che è la comunità della città. La città è un po' dispiaciuta per quello che sta accadendo. Naturalmente noi non entriamo nel merito della questione, anche perché è una questione che appartiene all'ordine religioso e quindi in piena autonomia rispetto alla città stessa. Ecco.